Allora, rieccoci qua. Allora, siamo nell'isola dei Baucchi, perché l'isola dei famosi non c'è più, quindi Fossimo la tornate TV7, Invece- pensavo TV. Invece. Dai, diamo un po' un assaggio. Ho cercato di legare coi tempi attuali, quindi quella che è stata l'isola dei famosi, che ha visto dei personaggi anche noti che si sono cimentati in performance Signora Maria, cosa ne interessanti. pensa di Rocco Siffredi, che è protagonista dell'Isola di quest'anno? Diciamo che insieme a Salonga, ecco. Anche al suo fisico, diciamo che Attenzione. ha due tipi di fisico. Attenzione, fascia Un bel protetta. fisico, ecco, Un bel diciamo che fisico, ha un bel eh. fisico, duraturo, diciamo, anche perché stare al sole così è facile che se secca dopo casca come foglie, invece no, resta. Ma lei sarebbe andata su Playa Desnuda, dove bisognava Playa spogliarsi, Playa Desnuda, spogliarsi completamente tutti che la guardano ignuda. Ma sì, no, staria playa desnuda. No, è una spiaggia dell'Isola dei Famosi di quest'anno, dove ci si spogliava completamente. Completamente Sì, nudi? Sarebbe andare, sì. Però magari poteva tenere, posso tenere il capello, sì. Ma suo marito gliel'avrebbe lasciato fare? Ah, questo qua, Mario geloso. sarebbe mio, no? Ah, se mi porto via il vino di sicuro. Però se non porto via il vino niente da fare. Non è geloso? Ma delle volte sì. E c'è cara bianca col can perché mega... sai che i cani ogni tanto fa che... Ora via, ha detto. Dopo, se il mio caso imbriaco, mi stirare il collo alla gallina e tirare il collo al campo, ha detto. Non so se sia sta a fare gelosia o gelosia. Signor Beppi, ma l'esperienza che avete vissuto in quest'isola, lei come l'ha affrontata? Sua moglie si è evoluto un po', insomma, è Volevo cresciuta? andare dove anche si spoglia chi quattro unti nudi e Nadia. Dico sempre vestive, vergognere, cosa fai nudi e Nadia. Brutti chi, perché per me la gente si è brutta. La gente sta sempre così di stia, parecchiana stianda. Ma come ti spogli la gente si è brutta, anche sto qua, là, come si chiama, quello che ho detto prima. Coso? Quello là, vestire, andare in giro con quel coso, che il sistema... Quello là serve per fare vie. Cos'è che fa? Per segnare il territorio, no? Ah, uso per tracciare... Non avete fe che ho fatto il segno per terra per fare a casa? Io non so neanche dove bastò niente. Ah no? No. Così non posso essere geloso da qua, perché quando che si spoglia, se sa pochi in che l'isola, gli scampa tutti che non capisco. E se brutta come muore, perché ha il pelo rosso così. Io ti spogli, e pare che sia vestita invernale quasi nuda. Quasi vestita estiva, se vestita estiva. Quando che ti spoglia diventa vestita invernale, perché ha il pelo lungo, mostra che non sei più. Invece io se nero... Ha il pelo perché più che asserrate, più si ingramegna, si inraisa, il pelo diventa grosso. Sa come che se l'ha- Una volta faceva la ceretta di quella che passava il coso e accavava via il pelo così. Adesso così bisogna mettere una sostanza, una specie di diserbante che dobbiamo. E dopo ora riesce a dire, se no niente. Sai come si fa il bagno questo Brutta. qua? E se cava la giacchetta, si mette così vento e si mette così, a posto, si mette la giacchetta, Esatto, così fatta. basta, quando che piove. E 7-8 si è morti da io, scusa. Che bel momento. Era solo per te, perché loro di solito non amano fare i loro personaggi senza il costume. È vero. No, ma infatti io stavo Sì. immaginando proprio, Non mi dispiace amo. che i nostri telespettatori non abbiano potuto, immaginavo l'espressione con la parrucca bionda. Beh, una di volta se Maria. vuoi ci inviti. Torniamo con i nostri personaggi. Ah beh dai, vestiti questo tutto sì, punto. questo sicuramente. Dagli ultimi pochissimi minuti abbiamo a disposizione, ci mancava il veneziano e dopo ricordiamo anche il C'era più che è un agriturismo, diciamo, sopra diciamo, la discarica di Porto Marghera. Che c'è una bella discarica, adesso che c'è poco perché si lavora poco, che c'è poca discarica. Però amico, sempre questo agriturismo funzionante. Funziona bene. prodotti del territorio chilometro zero. Prodotti sì, è di chilometro zero, adesso non so qual che sia, comunque va bene, perché noi abbiamo chilometro a 150 km abbiamo questo, e chilometro zero non so che sia, che dire più. Comunque è una bella piscina termale, dove che, siccome moriva tutti quanti i pesci, tutto quanto, allora abbiamo fatto una bella piscina, se vuoi venire a nuotare voi altri, domandare a qualcuno se vuoi venire a nuotare. No, grazie. Perfetto, quindi anche questo. Allora, ricordiamo invece un po' degli ultimi... Valerio, vuoi ricordare Vai, tu? Valerio.
Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Stai Mandi chattando. SMS, Stai ma Stai dai. chattando sempre il ministro Alfano nei talk show politici che chatta con... per favore, dai, su. A Fano, Beccato. beccato. Il 25 aprile allora, 25 giorno aprile. di San Marco, che si fa uvi e fruttaia e soppressa per i campi, no? La gita fuori porta classica, poi magari la gente va fuori dalla porta al primo pomeriggio, si fa un bel picnic e poi alla sera chi vuole venire a San Giorgio in Bosco, siamo lì con il Beppi e Maria Show, abbiamo una baia, ci saranno centinaia e centinaia di persone. Sarà molto divertente. San Giorgio in Bosco è proprio una cittadina ridente per andare sulla cittadella. Chi non la conosce, insomma, siccome che c'è gente che viene un po' chi da Mandello. Vicenza, chi da Rovigo, Assolutamente, Verona, bisogna dire, Venezia, ricordarlo, vengono sì. da diversi posti, allora uno prende. Invitiamo spettacolo qualcuno nuovissimo. da Roma, dal Lazio, dall'Emilia a venire, vi offriamo il caffè. Se venite su a vederci a San Giorgio in Bosco il 25 Sì, ma aprile, sei- No, piano perché se domì e caffè. ma sarà Ma offri qualcosa di più. Prevendita ticket. No, ma deve essere tutto quanto gratuito Sì, perché deve penso che sia tutto gratuito. Infatti, non c'è. immaginavo. Ecco, questa è la nostra particolarità. Io dico la cosa che più ci piace, almeno a me piace più di questo lavoro, anche di stare con loro da tanti anni, e che poi noi ci divertiamo molto alle sagre, perché sai, c'è questa cosa molto sentita dei paesi che ancora rimane la tradizione. La gente si trova, c'è la sagra del patrono piuttosto che la festa sportiva, piuttosto che la sfilata di moda e tante altre manifestazioni in Veneto. E la nostra regione si distingue anche per questo genere di iniziative. E andare alle feste, arrivi lì alla sera, monti sul palco, la gente arriva, va sotto il capannone agli stand, mangia la cosa tipica a seconda della stagione che parte da non so. E mo' e fioi sul Esatto, e palcoscenico. poi e arrivano a centinaia di persone. È bello vedere le comunità come ancora resistono, si trovano e hanno bisogno di aggregazione in periodi un po' così di una Anzi, società proprio- leggermente alla deriva, non tanto, però Leggermente. Se vuoi lo lasciamo continuare avanti 2 No, ma ha ore, preso noi buona, andiamo ha preso la via, vi brivia, esatto, salutiamo. infatti. ecco, no, molto ci bello, teniamo a certo. questa, la cosa è molto divertente perché appunto, è molto sentita, la sentiamo molto questa cosa, a parte il divertimento nostro e regalare il divertimento insomma al pubblico, alla gente che viene. Quindi tutti coloro che sono interessati a avere uno spettacolo divertente per tutta la famiglia non Hanno fanno questa altro che opportunità. contattarci. Questa poi ci bellissimo saranno spettacolo. altre date, ve le Sì, poi vedremo. ecco, seguite la nostra pagina Facebook. Proprio adesso stavo mettendo i mi piace sulla pagina Facebook perché abbiamo pubblicato qualche foto realizzata qui in questo momento e già i nostri amici Sono hanno risposto, attivi, ci hanno dinamici. fatto i complimenti, eccetera, eccetera. Beh, Parlate infatti- direttamente con Fred. Hanno sulla addirittura pagina Facebook. fatto una foto alla loro televisione dove siamo messi e l'hanno postata sulla nostra Dai, pagina. vedi che sono carinissimi. Sì, simpaticissimi. Bene, a questo punto io vi devo lasciare, vi auguro un buon, no, buon già. proseguimento. Ma no, stiamo scusa, qua. facciamo un'altra oretta. Andiamo avanti fino alle 3, dai, tanto- stiamo E qui. abbiamo le televendite. No, vabbè. Ma le facciamo noi, Aspetta, allora. aspetta, Cosa aspetta, dobbiamo aspetta, vendere? aspetta, Noi, aspetta, non c'è problema. Vendimi, dai, vendimi. Dai. Stefanato, una notte con Stefanato, Una notte con Stefanato. 3 euro. 7,50 euro. Non vediamo noi, diamo noi per ridere. Vabbè, niente, andiamo. purtroppo. Però, vabbè, però mi avete dato uno stimolo, un'idea. Va bene, ne Parliamo adesso ne riparliamo. La telecamere prossima spente. volta possiamo promettere ai nostri spettatori magari che vi riavremo in costume di scena, Assolutamente. quindi magari in qualche performance. Io sarò quello di- più variopinto. Uguale, con Immagino questa con la giacca, giacchetta così, grigia. ricordatevi questa giacca sarà la stessa. E con possibilità di vedervi anche su YouTube naturalmente, Certo, Beh, a parte che anche questa trasmissione la potranno rivedere. Grazie ancora, grazie a voi, buon lavoro, buon proseguimento. Ciao, Elena, grazie. E a voi grazie, ci rivediamo domani. Sempre Cognito, una. cognito, 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 Ciao a tutti. cognito. Ciao.